Eder. Mech. Pallister. Sono Marina, conosco da un paio di mesi Sebastiano, in quanto mi affilava i coltelli che uso in pescheria. Circa 3 mesi fa si è presentato su in pescheria a propormi il suo lavoro ed io ho voluto provare. Passava circa una volta ogni 15 giorni, ma non mi ricordo di preciso il giorno della settimana. Non c'era un giorno prestabilito, passava di sua iniziativa. Veniva, portava i coltelli affilati, erano di solito 5, prendeva quelli che doveva affilare, li metteva nello stesso asciugamano dove aveva portato quelli affilati e se ne andava. Ripeto, non ricordo bene il giorno preciso in cui veniva, comunque i primi giorni della settimana, martedì, mercoledì o giovedì, non oltre. Forse a Natale è venuto e forse era di giovedì perché quest'anno il Natale è stato di sabato e noi abbiamo lavorato fino a venerdì 24. Non mi ricordo quando è passato l'ultima volta, come dicevo forse il giovedì prima di Natale. Non ricordo il giorno perché non faccio caso alle date, anche nella vita privata faccio disastri e mi dimentico le date. Non conoscevo la moglie del signor Visintin. Ho saputo il cognome del signor Visintin perché l'ho letto sui giornali, io lo conoscevo con il nome di Seba. C'era esclusivamente un rapporto per il servizio che lui mi offriva, come dicevo veniva in pescheria, lasciava i coltelli affilati, prendeva quelli da affilare ed andava via. Si intratteneva giusto il tempo di fare lo scambio dei coltelli. Per il pagamento se la vedeva con mio marito. In occasione del funerale della signora Resinovic Liliana ci siamo portati alla ore 09 presso il cimitero di Sant'Anna. Veniva controllata la lista delle esequie previste per la data odierna senza però rilevare i dati della Resinovic. Facendo un giro presso le stanze ove vengono esposte le bare si scopriva che la stanza dove sarebbe stata esposta la Resinovic Liliana era la 22. Alle ore 9:17 è arrivato il signor Visintin Sebastiano, marito della Resinovic Liliana. Poco dopo è arrivato il fratello Resinovic Sergio. L'apertura della stanza 22 è avvenuta alle ore 9:27. Verso le ore 9:47 si sono presentate alcune donne con dei cartelli colorati che sono stati appesi sulle pareti dentro la stanza 22. Poco prima dell'arrivo del prete dentro e fuori della stanza si potevano contare all'incirca una cinquantina di persone. Alle ore 10:37 è giunto il prete. Alle ore 10:40 è iniziata la cerimonia religiosa. Alle ore 11 è iniziato il corteo funebre appiedato dietro l'auto con all'interno la bara della Resinovic. Alle ore 11:09 il corteo è arrivato nei pressi della zona dove è stata sepolta la bara. Alle ore 11:18 è iniziata la fase della discesa della bara. Alle ore 11:30 a fine cerimonia Visintin si allontana dalla tomba della moglie per tornare indietro. Si precisa che durante la cerimonia il clima tra i presenti è rimasto sempre composto. Di seguito vengono proposte delle piantine che riportano, in colore rosso, il percorso fatto dalla persona inquadrata dalle telecamere con gli orari effettivi dei passaggi. La prima piantina riporta un percorso che parte dal primo punto in cui la donna è stata individuata fino a Piazzale Gioberti, arrivo 8:50, 16. La seconda piantina riporta l'ipotetico percorso fatto partendo da Piazzale Gioberti, ore 8:50 minuti e 24 secondi, fino all'ingresso principale e dall'ingresso secondario dell'ex comprensorio psichiatrico. Il cerchietto giallo evidenzia il luogo dove è stata rinvenuta cadavere la Resinovic Liliana, mentre le due linee tratteggiate di colore bianco nella medesima foto indicano le due diverse direzioni che avrebbe potuto impiegare la donna per raggiungere l'ingresso secondario dell'ex comprensorio psichiatrico.
Qualcosa deve essere successo quella mattina. E secondo me gli inquirenti si stanno interessando in maniera profonda. Secondo me ci sono delle persone implicate che si nascondono un po', non lo so, è una mia idea e vorrei che appunto di avere queste risposte. Io non credo assolutamente nel suicidio, certamente ci sono delle responsabilità, secondo me non dirette. Non penso che qualcuno abbia fatto del male in maniera così volontaria o lì deve essere successo qualcosa che, ti dico, gli inquirenti secondo me stanno lavorando su questo. Sterpin non ha usato mezzi termini. Devi anche un po', secondo me, rispettare un po' quello che la dignità di Liliana e del marito. È una cosa che pensa lui, che dice lui e che comunque nessuno può dimostrare. Io non ho Liliana qua vicino a me che mi dice guarda, questo signore dice la verità. Era seria, era preoccupata. Mi rendo conto il perché era preoccupata, perché l'indomani doveva incontrarsi con questo Claudio. E lì forse lei non era, l'ho vista che non era a posto. Il mio obiettivo è scoprire cosa è successo quella mattina, scoprire perché Liliana non è venuta più a casa. Ecco, questo è il mio obiettivo nel mio futuro, della mia vita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.